Mister, si riparte da Venezia, come mai questa scelta? Perché mi hanno scelto e io ho avuto la fortuna di scegliere una società importante, con una proprietà importante e quindi con le possibilità di lavorare al meglio. Questo è, diciamo che vogliamo tutti essere protagonisti, questa è una grandissima opportunità per me e si riparte alla grandissima, con un grande entusiasmo. Ecco, l'ha ricordato prima in conferenza, Mister, diverse squadre negli ultimi anni retrocesse dalla Serie A hanno avuto notevoli difficoltà nell'affrontare il campionato cadetto. È un aspetto che dovrà essere tenuto in considerazione anche per il Venezia? Assolutamente sì, non perché ci sono le avvisaglie, anzi al contrario, respiro attraverso gli sguardi dei ragazzi, i comportamenti dei ragazzi un ottimo spirito, voglia di lavorare, voglia di sudare. Questo deve essere fondamentale perché comunque quando ci sono le qualità per essere, per imporsi, bisogna avere anche il sacrificio. Quindi mentalità operaia per poi magari arrivasse anche il prima possibile il momento per divertirsi, chiaramente con il gioco, con l'idea di calcio, però prima bisogna pensare a fare le cose sul serio, ad avere un sacrificio totale per immedesimarci subito in questa categoria. Potremmo rivedere il 3-5-2 che lei ha adottato a Cremona? Assolutamente sì, credo che ci sono tutte le caratteristiche per poterlo fare. È chiaro che poi di volta in volta, ma sicuramente saranno i ragazzi a darmi queste risposte e a darmi questa disponibilità di poter magari variare qualcosa tenendo conto poi dei tre difensori dietro. È presto per dirlo, Mister, però che campionato si aspetta nel 2025-2026? Che Serie B si aspetta? Dico una frase fatta, è ancora più difficile. Però è così, perché comunque le tre retrocesse, le squadre che comunque hanno fatto poco bene l'anno scorso possono essere rinforzate, sicuramente pagando lo scotto di magari una stagione infelice possono rafforzarsi e avere una motivazione sicuramente diversa e quindi sono temibili tutti e vediamo che cosa succederà, senza poi scordarsi delle neopromosse perché gli ultimi due campionati Catanzaro e Juve Stabia hanno fatto vedere che arrivano nelle prime quattro. Che piazza si aspetta? Quello che percepisco in questi giorni è una piazza che ha entusiasmo, che ha voglia di ricominciare insieme alla squadra. Una cosa che ho notato tantissimo è che la città e la gente si riconosce nella squadra, che è una cosa che non è facile da vedere. L'ultima domanda, Mister, mercato in entrata finora per Venezia positivo, già 4 nomi, mercato in uscita 0. Lei oggi riprende a lavorare con una rosa già soddisfacente, manca ancora tanto alla fine del mercato, però le premesse sono buone. Assolutamente sì, io vorrei girarmi in panchina e scegliere chi poter fare entrare, quindi non si vende nessuno e si compra il più possibile. Dopo una retrocessione come si riparte? Con entusiasmo, con umiltà, con la consapevolezza. Credo che il Venezia possa aver avuto anche l'esperienza, mi pare 4 anni fa, di rischiare di retrocedere da una retrocessione appunto, e quindi qualche giocatore c'è che ha avuto quell'esperienza lì, sicuramente sarà da traino per i nuovi, per far capire che cosa vuol dire scendere in Serie B. Sicuramente ci sono tutte le potenzialità per fare un campionato da protagonisti, sicuramente c'è uno staff che ha una voglia incredibile di lavorare, di sudare per far arrivare una mentalità da Serie B, poi le qualità dei ragazzi faranno la differenza.